Striscioni, buongiorno! Questo è il campo Mato Grosso, Vicenza Intrepida, eccoli qui vicino a me. Lì Andrea, com'è la situazione? E qui salutito, la Juventus e il Lokomotiv si stanno salutando con una serie di 5 strepitosi e Atalanta e Chievo sono già pronti, vogliono giocarsi. E allora ricordiamolo ancora a tutti quanti, al pubblico, ai ragazzi, all'allenatore, oggi parola chiave divertimento. Siamo qui per applaudire, per incoraggiare, per sostenere questi ragazzi che con il loro entusiasmo, la loro grinta ci regaleranno tantissime emozioni e lo ripetiamo ancora una volta, proprio per l'impegno e l'entusiasmo che li contraddistingue sono tutti per noi campioni, quindi siamo qui veramente, ho già detto, a fine giornata controlleremo i palmi rossi delle mani perché tantissimi applausi vi chiederemo oggi per questi fantastici ragazzi. E solidarietà, arbitri pronti, un cenno, arbitri pronti, 9:31, siamo perfetti, 3, 2, 1, Ale! Partiti! Andrea! Sì, la prossima volta uscirà, così faccio, buona, vieni, guarda la palla, che va, il gioco, gioca che va! Qui sono partiti subito aggressivi le squadre. Presa! Guardi prego! Bravo! Palla dentro! Vado! Hai fatto la maionese! Как можно идти, не сядьте за ворота, когда капина! Palla dentro, Tommy! Sì! Ancora! Sì! Mettiamo la fuga, Bravo, deciso, così, quella è la decisione che ci va, bravo, vado, veloce, non dire veloce la palla, Partita entrata nel vivo proprio nei primissimi minuti, si gioca con alti ritmi e naturalmente l'abbiamo già detto senza risparmio di energia. Vado, palla, presa, Tommy, tua, Savio, sì, ancora, vai dentro il tiro, sì! Prova. Vado, esce, scala d'arco, aspetta, l'altra passa, Vediamo l'Atalanta che sta già offensiva, tenta il tiro. E il risultato è sempre sullo 0-0 sul campo Mato Grosso tra Vicenza e Intrepida, partita molto interessante.
Addosso. Bello perché bravo il portiere in questo caso a sventare questo pericolosissimo tentativo del Vicenza. Parata ancora per il portiere dell'Intrepida, invece qui vediamo combattuta anche la sfida tra Juventus e Lokomotiv. E altro salvataggio del risultato, questa volta il portiere del Vicenza che salva il pallone prima che entri in porta. Ed è arrivato il gol del Vicenza qui sul campo Mato Grosso, ma partita veramente molto combattuta. È pericoloso in questo momento il Lokomotiv sul campo Nico. Eccoti, allora io vedo di spostarmi un po' più in là. Allora io guardo al campo Mato Grosso. Va benissimo. Qui hanno iniziato a prendere tutto ragazzi. Qui è veramente sono partite vibranti e contese. Quello lì è il tuo limite, quello lì è il tuo limite. Oltre qui non vanno. Oltre lì, anzi ti invito a venire anche un po' più qua. Buongiorno ancora a tutti, agli ultimi arrivati, alle squadre che giocheranno dopo. Buongiorno, buongiorno. La tribuna si sta riempiendo. Una concitazione di ragazzi che stanno combattendo, non riesco a seguire i dettagli tecnici dalla mia posizione, ma adesso rimediamo anche a questo. Vai, vai, vai! Ah, no, ci sono. Mi stanno cambiando microfono di continuo, qui c'è un servizio impeccabile, la regia è impeccabile. Tutta l'organizzazione
pareggio 1-0 e l'Intrepida non si dà per vinta, cerca di ripartire per pareggiare. Pericolosissima la Juventus, Ecco l'Intrepida, peccato, grandissima parata del portiere del Vicenza, super occasione per l'Intrepida. Piccolo infortunio, speriamo non sia niente di grave, anzi sicuramente. Gli facciamo un applauso al numero 10 dell'Intrepida, bravissimo. Non è niente. Sì, guarda, ancora prima parlavo. Allora io ho visto adesso il pallone del campo Avis che ha superato le transenne, c'è stata un po' un'invasione, adesso vedrai che riprenderanno anche là a giocare Ogni benissimo. tanto il Ecco, pallone sgaiattola sotto le transenne. Qui è tutto a posto.